Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 10 settembre, mattinata di pioggia, ma diamo anche il benvenuto a Francesco. Buongiorno, stai guardando la finestra? Ma finalmente, buongiorno. C'è un po' di buongiorno fresco, a te. però un po' delirio stamattina, con la ripresa a Meda scuola. duridi, come si dice a Cagliari. Non so quanto durerà questo leggero freschetto rispetto Sì, che poi arriverà un ai caldo giorni clamoroso. scorsi. Esatto. Come ieri. Quindi, però godiamocelo finché dura. Magari qua... Poi la pioggia serve anche, ti ricordo. Esatto. Visto che Volevo non arrivare viviamo proprio a quello. in una terra di fiordi e di grandi bacini idrici. Cioè ci sono, il problema è che non c'è l'acqua. Quindi. C'è un problema particolare, problema fondamentale. Sì, manca Ciao, la Ale, ben materia trovato. prima. Oggi si rientra nella terraferma, perfetto. Allora, oggi giornata, insomma, con 3 ospiti, da 2 siamo passati a 3. Avremo comunque Aloia del Monastir, avremo il presidente della Federazione Pallavolo Sardegna Eliseo Secci e poi avremo comunque l'argento olimpico Stefano Oppo, canottaggio, insomma, oggi abbiamo di che parlare e iniziamo subito, ne approfittiamo ora perché poi avremo altri ospiti. Golmina con la Colombia, quindi arriverà Quindi gioca magari bello Zeppero. pronto. Quindi gioca Zeppero. Ha giocato il discorso fatto ieri. No, Giocherà perché ha giocato Zeppero. 90 minuti, Esatto. il discorso è quello, insomma, chiaramente sì, vedremo, perché poi Mina è molto particolare, lo conosciamo, cioè capace di arrivare, non dico di pretendere di giocare, ma quasi, quindi comunque di dire a Pisacane di essere Io ci assolutamente sono. pronto, esatto, per poter giocare contro il Parma. Sicuramente una buona notizia per il Cagliari. Ieri hanno giocato sia Mina che i due under 21 italiani, Palestra e Idrissi. Ha giocato 90 minuti Kilixoi, quindi insomma c'è da capire l'Uvumbo, perché pare che dall'Angola filtrino notizie di un piccolo problema fisico che gli ha impedito di giocare la seconda partita, quindi vedremo un po' se effettivamente il giocatore ha qualche problema e quindi se sarà poi effettivamente pienamente disponibile per la partita contro il Parma, ma insomma bisogna capire un pochettino, vedremo. Oggi è ancora mercoledì, quindi 3 giorni. tra domani e venerdì si saprà tutto poi alla fine, dai. Ecco Guru che dice mi tolgo le CD che faccio il caffè. Grande. Mitico. Però ieri bella partita di palestra, Insomma, l'ho preso ieri al Fanta, piccolo spoiler. Ecco. Quindi vediamo un attimino cosa combina. Allora, cosa dite? Riusciamo a superare la Norvegia come differenza gol? Ma Sì. ieri ha giocato a calcetto la Norvegia. A cricket probabilmente. Mi è giunta questa voce. Vabbè, Forse a cricket. Vabbè, Non 11-1 comodo. contro la Moldavia. 5 sì, gol cioè di poi alla Haaland. fine. Sì, 5 gol di Haaland, 4 dell'altro di Amsgaard, mi pare si chiami così, centrocampista che è entrato nel secondo tempo.
Osgard, insomma. Vabbè, loro sono... c'è poco da dire. Noi abbiamo fatto 5 alla Moldova, la Norvegia ne ha fatto 11, quindi questa è la La differenza. Moldavia Però... ne hai fatto 2, la Moldavia ne No, hai fatto due, è 2, ne hai vero, è fatto vero, 5 all'Estonia. all'Estonia, è vero, è vero. Tra l'altro nella Vero. parità interna con la Sì, Moldavia, quindi... sì, è vero, è vero, è vero. Hai ragionissimo, quindi vabbè. Magari Sì, no, va allora, bene. grazie Guru, questa puntata della mattina mi piace davvero tanto e noi cerchiamo un po' di farvi compagnia, ecco, dando anche comunque delle news, non solo esclusivamente Cagliari, Torres, Dinamo, insomma, ampliare un po' tutto lo sport sardo e comunque dare Certo. anche visibilità a dei mondi che vediamo, l'abbiamo visto fra in queste prime settimane, c'è comunque una problematica di strutture. Questo diciamo Sì. che è la prima, è una cosa atavica perché anche quando eravamo piccoli noi comunque c'era sempre il problema di strutture, solo che passano gli anni, passano i decenni, mi viene da dire, e tutto tace, nel senso che è troppa burocrazia, ma questo è un problema a 360 gradi, fra ogni cosa che ti viene in mente un'idea, da qui che poi la metti in pratica, che poi effettivamente diventa realizzabile, passa troppo tempo, troppa burocrazia, ma Ma questa è questo... l'Italia, si è sempre saputo, prego, si è sempre saputo. Cambiato Poi, cuffie? no, ho acceso il ventilatore perché nel frattempo c'è un caldo clamoroso. Ah, Ero convinto di ah, stare tranquillo e sereno. Ma ah, l'ha detto anche ah. il direttore Melis. Attendiamo, quindi vediamo quali saranno le novità. Anche qui, vabbè, lo sappiamo, c'è poco da fare. La burocrazia, ci sono troppi step, troppi. Affinché un qualcosa sia effettivamente realizzabile, ci sono troppi passaggi. Nel 2025 il tutto deve essere molto più easy, altrimenti si perde troppo. In una regione come la Sardegna, che ahimè ha diverse problematiche, ecco che lo sport può essere anche una via di fuga, un qualcosa che ti permette comunque di avere delle ambizioni, crescita, girare il mondo, che comunque questo sicuramente ti arricchisce, però se poi non hai le strutture, non hai i mezzi, i nuovi bambini, gli atleti del domani avranno sempre più difficoltà e questo I non è pochi sicuramente una bambini, buona tra tra l'altro, l'altro. E che chiediamoci anche il insomma... motivo. No, ma è è un problema generale, adesso non è per fare chiaramente demagogia o cose del genere, però è chiaro che cioè, le problematiche di quest'isola si riflettono a più livelli su quella che poi è la nostra vita quotidiana. Pensiamo ai trasporti. Io l'anno scorso, come sapete, ho fatto tutte le trasferte per seguire il Cagliari. Adesso abbiamo già prenotato la trasferta di Lecce per il nostro Roberto Pinna. Insomma, ogni volta devi fare il doppio volo perché devi arrivare o a Roma o a Milano e poi da lì devi cercare una coincidenza, e questo succede per Udine perché te devi andare a Trieste, succede per Lecce che te ne devi andare a Brindisi, e poi non ti basta perché comunque una volta che raggiungi l'aeroporto devi anche munirti di un'auto a noleggio o se ti va bene di usare i trasporti pubblici, insomma. E questo poi si riflette anche sulla gestione dello sport. Ieri parlavamo con Roberto Fellec in generale del calcio sardo, e i problemi sono quelli dappertutto, cioè nel senso che comunque quando tu hai delle strutture vetuste e anche limitate per quelle che sono l'utilizzo che ne devi fare, perché un investitore dovrebbe buttarci soldi, energia, Tempo. diplomazia, perché poi di Tutto. solitamente Sì. quando appunto ti butti dentro in una struttura, in un'avventura del genere, devi sempre stare attento a equilibri politici, equilibri ambientali, chiamiamoli così, in via generale. È più facile farlo magari appunto in Lombardia, magari è più facile farlo in altre regioni dove i problemi alla base sono inferiori. Ma ripeto, stiamo dicendo cose abbastanza ovvie. Lo sport potrebbe essere in Sardegna una di quelle occasioni, cioè lo sviluppo dello sport potrebbe essere una di quelle occasioni
per creare una specie come ti posso dire? Di esempio, dici, per migliorare Sì, un po' no, la cioè, situazione, l'iter. no, cioè dovresti proprio fondamentalmente, cioè potresti, secondo me si potrebbe creare in Sardegna una sorta di accademia intersport, polisportiva, proprio olimpica magari, oppure del CONI o cose del genere, è una sorta di centro federale, non lo so, cioè qualcosa che poi nobilita effettivamente anche la specificità dell'isola, che ha sempre dato comunque tanti atleti di rilievo all'Italia, senza ricevere, secondo me, mai in cambio un adeguato compenso, tra virgolette, ma non compenso a livello economico, parlo proprio in generale. Ma direi anche supporto per certe situazioni. Basterebbe quello. Basterebbe Quindi- quello, ma ripeto, sarebbe secondo me una sfida intrigante e interessante, appunto, provare a fare della Sardegna la regione dello sport italiano, sfruttando anche il discorso dell'isola, e quindi in qualche modo ti toglie anche da possibili distrazioni o quant'altro. Invece succede sempre il contrario, cioè che gli sportivi sardi, esatto, per dover eccellere, sono costretti ad a andare lasciare fuori. l'isola. Pensa cosa era successo, ma adesso faccio un esempio stupido, a Fabio Aru nel ciclismo, che era dovuto andare via da ragazzino per poter inseguire questo sogno. Ma penso allo stesso Stefano Oppo, che sarà il nostro esatto. ospite oggi, che dopo gli inizi a Oristano, poi una volta che è diventato carabiniere ha sfruttato poi anche tutta la struttura militare, in qualche modo la struttura sportiva militare, ma Daria Caddari in polizia, gli atleti Lorenzo Patta nelle Fiamme Gialle, insomma è effettivamente complesso questo problema anche delle strutture, però ecco, insomma, vedremo No, cosa succederà. Credo che sia un problema condiviso proprio da tutti gli sport, perché abbiamo parlato di calcio e c'è il problema delle strutture, abbiamo parlato di pallamano, c'è il problema delle strutture, abbiamo parlato di tennis tavolo, c'è il problema delle strutture. Sono sicuro che oggi, parlando col presidente Secci nel volley, ci sarà un problema di strutture e quindi poi diventa Mancano complicato, strutture. Sì, diventa assolutamente. complicato. Assolutamente, ma anche perché comunque non ti permettono poi di poter sfruttare anche il clima, perché comunque il clima della Sardegna è un clima diverso, quindi ti permette comunque tutto l'anno di fare, è bella questo discorso dell'accademia, però magari ti ritrovi un qualcosa che ti permette, ok, andiamo in ritiro in Sardegna. D'altronde Sì. è successo a tante squadre estere che sono venute in Sardegna, a Beh, aveva a fatto anche fare la il ritiro. nazionale, Esatto. nazionale di calcio, però vabbè, conosciamo bene la condizione della nostra regione, quindi insomma. Vedo che è arrivato il nostro ospite, il nostro primo sì. ospite. Benvenuto Alessandro Aloia, centravanti del Monastir. Ciao Ale, ben trovato. Ciao, Ale. Buongiorno, ciao Ben a trovato. tutti. Come Grazie. stai intanto? Tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene, a parte Bene. questo clima un po' strano, diciamo così, ma Pazzerello. insomma, tanto alla fine lo conosci bene anche tu, quindi c'è poco da dire. Allora, nuova stagione, Ale, nuova stagione in Serie D, nuova avventura con il Monastir, subito in gol all'esordio nel derby contro il Budoni. Ti chiedo subito come ti stai trovando. No, mi sto trovando abbastanza bene per tanti aspetti. Uno in primis perché c'è uno staff competente che cura ogni dettaglio. E poi anche dal punto di vista squadra perché sin dai primi giorni c'è stato affiatamento e tutti siamo uniti e ci troviamo bene. Grande vittoria, appunto, diciamo prima col Budoni. Adesso sto cercando di mettere, eccole qua, le immagini, gli highlights di questa prima giornata, prima stagione in Serie D per il Monastir. Tu arrivi per dare gol, per dare esperienza a una squadra che comunque tutto sommato ha tanti giovani,
più uno zoccolo duro di ragazzi esperti, perché non vi potete definire in maniera diversa, visto che beati voi siete tutti under 30, però insomma sicuramente rispetto a tanti ragazzini dovete portare un po' di esperienza. Sì, hai detto bene, domenica era la prima partita del Monastir in Serie D, sapevamo l'importanza sia perché era la prima partita in Serie D, ma anche per l'importanza della gara, perché abbiamo affrontato il Budoni, che è un'ottima squadra, è sempre un derby e i derby fuori casa non sono mai facili. Hai detto bene, siamo giovani, però proprio anche per questo motivo abbiamo fame e voglia di dimostrare il nostro valore questo sarà il nostro punto di forza. Ecco, Posso chiederti, vai. chiederti Ale, qual è a questo Sì. punto, hai cambiato squadra e ho letto comunque che appena comunque il Monastir ha fatto il tuo nome, ti ha richiesto, tu non hai avuto dubbi nell'andare al Monastir, allora ti chiedo qual è il tuo obiettivo personale con il Monastir e qual è l'obiettivo di una squadra che comunque, come hai detto bene tu, ha una struttura ben definita e quindi ci sarà anche l'ambizione comunque di far sempre meglio. Si è frizzato? Si è frizzato un attimo. Sì. Non so se ha sentito la domanda. Aspetta. Vediamo un attimo. Sì, è frizzato. Sì, così. Vediamo se È crollato se con la mia rientra. domanda. Esatto, non si aspettava la tua domanda. Esatto, metto no comment. Quindi Sicuramente lo hanno direttamente. chiamato al telefono. Può essere. Lo recupereremo a breve. Stiamo vedendo nel frattempo, però ecco, è uscito, adesso rientrerà. Stiamo rivedendo un po' le immagini appunto di questo esordio vincente del Monastir. Tra l'altro ringraziamo l'amico e collega Riccardo Spignesi per averci fornito anche queste immagini, queste appunto gli highlights della gara. Abbiamo visto primo gol del derby segnato da David Suazo Junior, che è uno degli acquisti. No, in realtà è stato confermato perché c'era già l'anno scorso nel finale di stagione, però ecco, è uno dei giocatori, non degli acquisti, dei giocatori su cui sicuramente la squadra di Marcello Angeleddu punta di più in vista di questa nuova stagione. Tra l'altro lui, insomma, nome e cognome non banale nel calcio sardo, quindi anche una responsabilità in più probabilmente per lui. Stiamo vedendo anche appunto quelle che poi sono state gli episodi che hanno deciso un po' il match. Questa il è la doppio doppia giallo, abolizione. sì, a Furian, ex centrocampista dell'Ilva Maddalena, uno dei giocatori, dei nuovi acquisti appunto del Budone in vista di questa stagione, mentre questo è il gol appunto l'1-0 di David Suazo Junior, cross da testa di Piseddu, ex COS, numero 7. Tutti giocatori giovani, giocatori assolutamente di prospettiva, a dimostrare anche poi la volontà delle squadre sarde comunque di puntare su quelli che sono i talenti locali. Questo è un po' quello che hanno sempre fatto un po' anche un po' tutte le squadre sarde di serie D. Ora stiamo parlando di Monastir e Budoni, però ecco, la stessa politica portata avanti dalla Costa Orientale sarda negli anni e quant'altro. Ecco, questo è un po' il discorso un po' generale, diciamo così. E ecco, questa è l'altra bella occasione creata da Suazo Junior con l'ottima parata di Tirelli. Le movenze, comunque un po' del padre, ce li ha. Sì, vabbè, come chiaramente chiaramente non bisogna stessa fare paragoni, però perché questo sia ce l'ha. E questo è il gol di Bello. Alessandro, invece il gol di Alessandro Aloia, che dovrebbe essere rientrato. Ecco, scusate. Gibilterra ci corregge Spignesi, ha crossato Gibilterra. Pisedo è quello che si è preso il fallo da Rosso, poi da Usman Gomez. Grazie Ricky per le correzioni istantanee. Ecco, stiamo arrivando al tuo gol, Ale. Non banale, okay. Direi. Diciamo che il mister ha preparato uno schema importante e siamo riusciti a metterlo in pratica subito, dai. È andata bene.
È andata bene, poi vabbè una partita, l'ha detto anche Marcello Angheleddu nel post partita, chiaramente le due espulsioni hanno necessariamente condizionato la partita, comunque indirizzato la partita, però non è mai semplice poi anche mantenere comunque la concentrazione, Ale, per tutti i 90 minuti, ribadisco, poi in un derby giocato peraltro fuori casa contro un'altra neopromossa con cui tra l'altro poi il Monassi l'anno scorso si è giocato la vittoria del campionato di eccellenza, quindi insomma non era sicuramente una partita banale, ecco. No, non era semplice perché sapevamo dell'importanza della partita. Sin dall'inizio siamo entrati in campo decisi di quello che dovevamo e volevamo fare. Poi la fortuna è stata che c'è stato l'episodio dell'espulsione di Fusion, poi siamo stati bravi a sbloccarla con il gol di David. Poi abbiamo ricaricato le energie e abbiamo ascoltato i consigli del mister a fine primo tempo e anche lì siamo stati bravi a gestire bene il secondo tempo e siamo riusciti anche ad andare a fare il 2-0. Poi dopo c'è stata la seconda espulsione, lì è stato tutto in discesa, abbiamo gestito molto la gara. Ecco, in base anche alla tua esperienza, come vedi questo nuovo gruppo del Monastir? Diciamo prima, voi siete, tu sei tra i più grandi, però insomma ci sono tanti talenti sardi interessanti. Sì, no, diciamo che come detto prima siamo giovani, abbiamo fame, abbiamo voglia di dimostrare. Sin da subito si è creato un bellissimo gruppo, infatti siamo uniti e si vede anche dalle immagini nei due gol che siamo tutti compatti uniti, anche chi era in panchina era subito lì a festeggiare col compagno che ha segnato e questo è una cosa positiva perché il campionato è bello lungo e c'è bisogno davvero di tutti. Ecco, prima di tornare sul Monastir, ancora sulla stagione, ti chiedo anche un po' un giudizio su questo nuovo girone G, su questa nuova annata, 5 squadre sarde, scorso anno, dicevamo anche ieri poi di fatto con Roberto Felleca, un'estate particolare perché si sono salvate solo 2 squadre su 5, però poi per fortuna insomma in azzi di partenza di nuovo quest'anno sono 5 le squadre sarde perché ci siete voi e il Budoni neopromossi più il ripescaggio del Costa Orientale Sala. Quindi ti chiedo che annata vedi, che campionato vedi? Sì, hai detto bene, l'anno scorso per le squadre sarde non è stata un'annata molto semplice. Ci sono state squadre che si sono trovate lì giù e non erano costruite di meno di certo per retrocedere, anzi squadre importanti che purtroppo per il campionato è davvero tosto, quindi se molli la spina e molli la testa anche solo per una giornata ti trovi poi a fare i conti a fine campionato. Quest'anno lo stesso è un campionato tosto perché contro squadre blasonate davvero importanti e non è mai facile sia venire a giocare in Sardegna ma soprattutto andare a giocare nel Lazio e in Campania. Sì, esatto, ricordiamo Scafatese, Ischia, Nocerina, insomma, tante squadre davvero di ottimo livello. Tu sei un esperto appunto del girone G, visto che da diversi anni oramai, da quando sei tornato in Sardegna fondamentalmente, perché ricordiamolo, tu hai cresciuto chiaramente in Sardegna, Olbia, Zacchena e non soltanto. Poi hai fatto una bella parentesi anche fuori, che insomma, secondo me ti è anche servita per crescere, anche per metterti un po' in discussione, no? Ricordiamo gli anni in Toscana, tanto per dire. Sì. E poi hai deciso di tornare in Sardegna, di mettere su famiglia, perché ricordiamo insomma la tua bella famiglia, caro Ale. Giudizio secondo te da quando è iniziato la tua carriera a oggi, cioè il livello secondo te si è alzato, è rimasto più o meno uguale, si è abbassato, allora, perché potrebbe anche essersi abbassato. Sì. Allora io ho avuto la fortuna di fare molti anni il girone G, però l'ho fatti girone A, girone D, girone I e varia un pochino in base ai gironi, nel senso nel girone sud è sempre più tosto, più cattivo giocarci, mentre più vai in alto nel nord Italia è più tecnico e diciamo che c'è queste caratteristiche, però secondo me il livello è sempre uguale, nel senso oppure anche migliorato perché ora le squadre davvero
ci tengono di più e spendono anche più soldi. Luca? Ecco, io la domanda prima è saltata, quindi te la Scusami. rifaccio, non ti Sì. preoccupare. Vediamo se ci riusciamo a mancherebbe. farla saltare di nuovo. Vediamo Dai, se ci vediamo. riusciamo. No, allora, abbiamo parlato un po' anche del tuo passaggio al Monastir, ho letto comunque che c'era la volontà da parte tua di accettare questa nuova sfida, anche vedendo poi come è come è strutturato il Monastir, quindi ti chiedo il tuo obiettivo personale, l'obiettivo del Monastir e in generale mi aggancio alla domanda che ti ha fatto Fra, anche come è cambiato a livello di preparazione rispetto a quando hai iniziato tu, perché comunque ci sono anche diversi strumenti tecnologici che ti permettono comunque di avere un po' più tutto sotto controllo. Un po' qual è stata anche l'evoluzione da questo punto di vista? Certo, come dici tu, è cambiato totalmente tutto, perché prima si pensava più all'allenamento individuale, tra virgolette, della squadra, ora c'è più tecnologia, quindi si studia di più l'avversario, quindi quando hai uno staff che ti prepara tutto i minimi dettagli come lo abbiamo noi, viene tutto più semplice e viene tutto più dettagliato perché noi sappiamo davvero tutto dei nostri avversari, viene preparata proprio nei minimi dettagli. Prima non era così. Prima non era così. E sugli obiettivi invece? Sugli Tuoi e del obiettivi, Monastir? prima di tutto, come dico sempre, viene la squadra. Poi, essendo un attaccante, certo, l'aiuto, oltre quello del sacrificio di lottare su ogni pallone, essendo un attaccante, è quello sempre di far gol e di aiutare la squadra a vincere le partite. Sì, anche perché insomma ti hanno preso per fare gol adesso, cioè, nel senso, Detto chiaramente. senza essere troppo, Senza fare molti giri di modesti, parole. esatto, cioè fondamentalmente il tuo compito è quello. E abbiamo visto prima, e stiamo parlando appunto di David Suazo Junior, com'è tu che lo vedi allenarsi ogni giorno? Perché chiaramente non è facile portare quel nome, ecco. Non è facile perché quando hai un padre del genere che ha fatto una carriera incredibile, non è mai facile, però ti posso assicurare, noi lo trattiamo e tutti lo trattano come un over importante, ma ci ricordiamo che è un 2005 ed è sempre pure un under, è strutturato, è a potenza e secondo me ha margini di miglioramento e può arrivare davvero in alto. E glielo auguro. Secondo te chi sarà la sorpresa di questa stagione? Nel vostro girone, non parlo nel Monastir, cioè proprio in generale. Sì. Cioè, Diciamo una che squadra che magari ti intriga di più, non lo so. Ma secondo me come ogni anno sarà un girone molto equilibrato. Ora come ora non ti so dire chi sarà una sorpresa. Spero che sarà il Monastir. Beh, ovviamente ci mancherebbe, questo è chiaro. No, Ale, invece poi un'altra domandina te la chiedo per forza da olbiese, un parere sull'Olbia, cioè perché chiaramente come si vive anche, magari anche quello che senti tu Sì. in generale da amici, parenti, quella che è l'aria sulla nuova stagione dell'Olbia, anche quest'anno un'estate molto complessa, molto complicata. Che si dice? Io sento come voi le voci di corridoio, o voi ne sentirete anche di più di voci, essendo molto a contatto con loro, però dispiace per quello che ogni anno stanno passando, nel senso perché già diversi anni che passano delle estati non molto tranquille e serene. Dispiace perché la società e il nome Olbia Calcio non meritano certo questi episodi. Si spera che al più presto trovano qualcuno che davvero voglia investire e voglia fare calcio perché merita altre categorie. Assolutamente sì. Luca, prima di chiudere? Riguardando un po' anche il discorso, lo voglio un po' più allargare, il discorso Olbia, il discorso Torres, il discorso sport in generale. Ecco, tu che comunque hai vissuto anche fuori dalla Sardegna, noi abbiamo fatto un parallelismo prima sul fatto che comunque in Sardegna ci sono delle carenze dal punto di vista strutturale, mentre nel resto della penisola, soprattutto al nord, ecco, diciamo più al nord che al sud, Sì. le strutture sono sicuramente più avanzate. E questo dislivello hai visto sempre più essere colmato
oppure la situazione è sempre la medesima, passano gli anni ma non vedi delle migliorie, visto anche la E tua diciamo, esperienza. io quando ho giocato centro-nord ti posso assicurare che le strutture sono di un'altra categoria, perché lì sia in eccellenza, anche in categorie più basse, promozione, le strutture sono come se fossero professionistiche, e questo da noi nel sud mancano, perché come ha detto anche ieri Roberto, qua in Sardegna mancano davvero le strutture per far calcio, ed è davvero un Ed è un peccato peccato. perché le cose per fare calcio e fare bene ci sono, però se non hai le strutture adatte per farlo, poi manca tutto il resto. Ale, ti salutiamo Grazie chiedendoti una mille. cosa. Secondo Sì. te il giocatore del Monastir da tenere d'occhio oltre a Loia in questa stagione? Non si fanno mai nomi, ma Eh, avete tanti Secondo me, ragazzi sì. giovani, quindi secondo me qualcuno lo puoi pescare. Guarda, la fortuna di quest'anno secondo me sono gli under, perché davvero li ho trovati e sono davvero forti dai 2008 ai 2005, quindi secondo me da tenere d'occhio. Ti farei i nomi di tutti gli under perché sono davvero uno più forte dell'altro, e sarà la nostra fortuna questa. Molto bene, Perfetto. molto bene. Grazie Alessandro Grazie a Grazie mille, voi Aloia, Ale. buon e bel del buona giornata. Monastir, buona Grazie. stagione Buona Ale, ci vediamo in Grazie mille, campo. buona Ciao, un giornata, ciao. abbraccio. Ciao ciao. E grazie ovviamente al Monastir, Luca, per la disponibilità. Come vedete stiamo cercando di dare spazio ogni settimana anche almeno a una realtà della Serie D sarda. Cerchiamo appunto anche compatibilmente con gli impegni loro, perché spesso questo è un orario comodo per certi versi, ma anche scomodo per altri, perché alcune squadre si allenano di mattina e quindi insomma rischiamo che insomma le situazioni diventino complicate. Però io vedo che c'è in backstage già collegato con noi Stefano Oppo. Ciao Ste, ben Ciao a trovato, tutti, buona buongiorno. giornata. Buongiorno, Ben grazie per trovato. l'invito. Grazie a Grazie a te di essere venuto. Dicevamo quando con Stefano siamo sentiti in questi giorni, gli ho detto oggi puntata oristanese, seconda parte di puntata oristanese, perché cercheremo un po' di parlare anche di Alessia Orro, di quello che è stato chiaramente l'exploit della nazionale di volley femminile, campionessa mondiale. Grande amica, insomma, comunque tua, no? Ste, grazie anche insomma, a vari giri. Sì, ci conosciamo. Esatto. E poi chiaramente di quella che può essere definita forse appunto la migliore atleta sarda fin qui, visto il palmarès, è giusto parlarne con un altro dei migliori atleti sardi, perché insomma non è comune avere un bimedagliato olimpico ospite a Buongiorno 131, Ste, quindi A me fa veramente piacere. Come mi hai contattato, ho accettato subito, appunto, apposta per quello. Ti chiedo Stefano, perché diciamo un po' anche a chi magari non ti segue giorno per giorno come facciamo magari noi, è cambiata un po' la tua carriera, lo dicevamo qualche mese fa quando siamo visti i premi Ussi, ricordiamolo perché di fatto poi la riforma in qualche modo del canottaggio a livello olimpico ha cambiato un po' anche quella che è questa tua, diciamo, seconda parte di carriera, anche se sei ancora giovanissimo, però è chiaro che bisogna anche contestualizzare un po' tutto. Spieghiamo perché. Ma allora, ovviamente la mia carriera olimpica è iniziata prestissimo nel 2016 e fino al 2024 sono stato peso leggero. Poi dal programma olimpico di Los Angeles 2028 i pesi leggeri non faranno più parte di questo programma, del programma olimpico. E la Federazione Internazionale ha deciso di virare verso un altro, possiamo definirlo proprio un altro sport, che è il canottaggio ma sul mare. Quindi io quest'anno ho iniziato a capire se era una cosa fattibile da sardo, vivendo praticamente sul mare, lo era. E quest'anno ho provato a cimentarmi un pochino, poi ho rimesso un po' da parte, ma perché
dopo quasi 15 anni avevo un attimo bisogno di respirare, quindi adesso Mhm. l'estate ho messo lo sport un po' da parte, ma sono pronto adesso a riniziare con la preparazione per riprovarci. Sì. Anche perché bisogna sempre ricordare il tuo percorso di studi, cioè nel senso, Sì, a ok, luglio lo sono riuscito a sport laurearmi. fondamentalmente, però insomma, giusto? Sì, sì, a luglio sono riuscito a laurearmi, quindi anche quello è stato un altro tassello. Ho sempre avuto quell'obiettivo, però fino al 2020-2021 non avevo mai preso il coraggio di iscrivermi all'università e alla fine, dopo Tokyo, dopo le Olimpiadi di Tokyo, l'ho fatto e sono riuscito a finire a luglio. Tra l'altro stiamo vedendo anche sul post sul tuo profilo Instagram, tesi sulla comunicazione istituzionale e nuovi mezzi digitali, quindi insomma stai Sì, cercando di sì. entrare un po' anche nel nostro mondo, Sì. chiaramente diverso, però in maniera diversa, però è interessante anche questo tipo di sbocco. E invece ti chiedo, perché a breve entrerà anche il presidente Secci, quindi magari Mhm. inizieremo proprio a parlare di Alessia Orro. La battuta che ti facevo prima, puntato oristanese, c'è questa Sì. curiosità, no, di Oristano che si può dire in qualche modo patria degli sport in Sardegna, perché patria degli sport olimpici, perché tu, Alessia, Eh sì, le Lorenzo ultime Papa, medaglie, a eh, parte, a parte Marta Magetti, vengono tutte da eh, Oristano. esatto, Oristano che invece spesso negli sport di squadra ha avuto difficoltà, soprattutto negli ultimi anni, a emergere. Ti sei mai chiesto il perché? Allora, sia io che Alessia siamo un caso un po' particolare perché comunque sì, a Oristano ci siamo appassionati tantissimo del nostro sport, però poi siamo dovuti andare fuori per forza di cose. Sia io che lei siamo andati via all'inizio, più o meno a metà delle scuole superiori, quindi sai, ci siamo appassionati, ma è stato forse un caso, non lo so. Invece, per quanto riguarda Lorenzo Patta, lui è nato, cresciuto e si allena ancora a Oristano, quindi qualcosa di buono ci sarà. Non so cosa, ma per quanto sarà, riguarda gli sport sarà di squadra, È l'aria. l'aria, esatto. esatto. È l'aria Per quanto oristanese. riguarda gli sport di squadra, non lo so, sicuramente è più complicato riuscire a mettere insieme un gruppo anche con risorse diverse. Non saprei, sinceramente. Ecco, assolutamente. No, domanda che ti devo fare per forza, Ste, perché sei un grande tifoso del Cagliari e quindi Sì. prima di parlare appunto di altro, la domanda sul Cagliari te la devo fare per forza, perché poi, spesso ci vediamo appunto allo stadio e quindi una prima impressione su questa nuova stagione della squadra rossoblù. Ma è un po' presto, però a me non dispiace come più o meno come stanno iniziando, però è un po' presto per sbilanciarsi, diciamo. Non Non so ti voi che vuoi, dite, la non ti dovrei vuoi, fare, la non ti dovrei vuoi. fare a voi la domanda, che siete un po' più È esperti. vero? Beh, Io... no, 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 ma la tua risposta è assolutamente pertinente, nel senso che effettivamente siamo all'inizio, quindi è giusto anche non sbilanciarsi. C'è la domanda di Gianluca, nel frattempo vedo che è entrato anche il presidente Secci, quindi a breve lo facciamo entrare. Gianluca che chiede: esistono altri Stefanoppo in Sardegna? Cioè sta nascendo qualche nuovo talento nel tuo sport, ovviamente? Allora, nel mio sport, diciamo che purtroppo il canottaggio in Sardegna non è nelle migliori condizioni ora, non ci sono tantissimi ragazzi che lo praticano. Ci sono tanti bambini che potrebbero essere bambini o comunque ragazzi entro i 12-13 anni che potrebbero essere promettenti, però comunque è uno sport dove si vede il reale valore dell'atleta, si inizia a vedere intorno ai 17-18 anni e sono veramente pochi i ragazzi, sia che lo praticano, che sono pochi i ragazzi che lo praticano a quell'età, però a Cagliari, soprattutto alla Canottieri Cnusa, si sta diffondendo tanto il coastal rowing, che sarebbe la nuova disciplina di cui parlavamo, il canottaggio in spiaggia, al mare, e quello sta crescendo bene. La Canottieri Cnusa
penso abbia vinto dei campionati italiani l'anno scorso, comunque andrà ai campionati italiani questo fine settimana, quindi gli facciamo anche un in bocca al lupo. Assolutamente, Poi assolutamente. io conosco bene la realtà di Oristano, dove ci sono un po' di ragazzi, un po' di bambini che sono promettenti, però come vi dicevo lo step poi si fa dai 16 anni in poi e lì adesso non abbiamo grandi numeri, possiamo dire. Serve pazienza, Sì, fondamentalmente. pazienza Come e tutte poi le tanto cose. lavoro. Esatto. Serve No, in pazienza. Eh, Talento, ma poi essendo uno sport di tanta fatica c'è bisogno di tanto sacrificio e quello è la parte più complicata, soprattutto quando si arriva a quell'età. Assolutamente. Allora, diamo il benvenuto al presidente della Federazione Pallavolo Sardegna, Eliseo Secci. Presidente, buongiorno e grazie di Buongiorno. essere intervenuto Buongiorno. qua con noi. Buongiorno a voi, naturalmente sono Eliseo Secci, non Sec, perché evidentemente ho sbagliato. Non si preoccupi, tanto non si vede, non si preoccupi. Perfetto. Intanto buona giornata e intervenuto chiaramente, Presidente, l'abbiamo invitata, l'abbiamo disturbata perché la vittoria dell'Ital Volley femminile del mondiale ha riportato al centro un po' dell'attenzione anche mediatica una delle atlete, anzi l'atleta, come abbiamo detto ieri anche nella nostra puntata con lo storico Mario Fado, l'atleta più vincente della storia della Sardegna, ovvero Alessia Orro, e quindi le devo necessariamente chiedere quanto è orgoglioso di essere presidente della federazione dell'isola, della regione da cui arriva l'MVP del campionato mondiale. Diciamo che l'orgoglio mio sarebbe poca cosa rispetto ad un evento di questo genere. La Sardegna, l'Italia, il mondo è orgoglioso di questa ragazza che è partita molti anni fa ormai dalla Sardegna, giovanissima, per tentare un'avventura per la passione che aveva, e oggi è oggettivamente la migliore del mondo. Lo certificano tutti i riconoscimenti di squadra con la vittoria delle Olimpiadi, delle VNL, del campionato del mondo, e lo certificano le tante manifestazioni nazionali e internazionali nei quali Alessia è sempre o quasi sempre indicata come la miglior palleggiatrice. Naturalmente il movimento sardo è orgogliosissimo di questa sua eroina. Le hanno dato il benvenuto a Istanbul chiamandola principessa. Ecco, Alessia è la nostra principessa. Bella questa, assolutamente. Stiamo vedendo tra l'altro anche la copertina del Corriere dello Sport che abbiamo già fatto vedere nella puntata di lunedì, Luca, Sì. e abbiamo detto il titolo Eroiche, che riporta al titolo Eroici del mondiale dell'82. Presidente, lei si ricorderà sicuramente della vittoria del mondiale di calcio dell'82. Possiamo dire finalmente l'Italia si sta decalcizzando in qualche modo, cioè stiamo dando spazio anche a tutti gli altri sport, perché spesso si dice l'Italia non fa il passo in avanti a livello appunto anche di consapevolezza sportiva, perché resta attaccata al calcio come se fosse praticamente l'unico sport. Ecco, voi con la pallavolo femminile, Sinner e tanti altri stiate dimostrando che invece c'è ben altro da vedere e da far scoprire. Il calcio è un male endemico che non si può sradicare, però noi tutti gli altri sport, diciamo, lei ha fatto bene a citare anche il tennis, ma vedo il nostro valentissimo canottiere, ci sono tanti altri sport nei quali l'Italia eccelle. A me tocca parlare di pallavolo, e nella pallavolo l'Italia è ai vertici mondiali, sia come nazionali che come squadre di club. Abbiamo oggettivamente un periodo che ormai è lungo, nel quale siamo ai vertici mondiali e siamo primi nel ranking mondiale del femminile e siamo quarti nel ranking mondiale del maschile, perché ci sono andate storte alcune manifestazioni dove siamo arrivati secondi, però non Certo. penultimi. Quindi diciamo che la pallavolo vive un momento felice da parecchi anni, e io lo paragono al momento felicissimo che nel passato per il maschile ci ha portato a essere considerati la squadra del secolo nel Novecento.
Non so se voi ricordate, se gli ascoltatori ricordano. Ecco, noi stiamo rivivendo con le ragazze la stessa condizione. Abbiamo la fortuna della somma di talenti che messi assieme in campo da un filosofo dello sport, perché Velasco è un allenatore di pallavolo validissimo, ma è un filosofo dello sport, è riuscito a mettere assieme tutti i tasselli e ha fatto di questa squadra una squadra che da 36 partite non perde. E già questo è una specie di miracolo. Luca? Io vado un po' più sul generale, Presidente, nel senso che questo chiaramente premio il fatto che comunque la pallavolo sia a livello maschile sia a livello femminile, l'Italia ha comunque un certo valore. Vado sullo specifico, ovvero sulla Sardegna. Queste vittorie hanno in qualche maniera aumentato gli adepti, oppure diciamo il movimento è rimasto comunque, a che livello è il movimento pallavolo rispetto anche agli altri sport? E noi abbiamo avuto diversi personaggi di altri sport dove il primo problema è sempre legato alla struttura. Ok, mancano strutture, mancano comunque delle organizzazioni. La Sardegna potrebbe fare di più, però ci sono dei limiti, al di là del discorso che è un'isola. La Sardegna nella pallavolo purtroppo non è ai primi posti in Italia, per ragioni che sono antropomorfiche, come dicono gli esperti, cioè ragazzi e ragazze nostre non hanno quasi mai altezze che sono competitive a livello assoluto, e poi la condizione che ci limita moltissimo è la condizione economica. Le nostre società, abbiamo 162 società in Sardegna, vivono prevalentemente per l'80-85%, forse anche il 90%, dell'autofinanziamento, cioè delle quote che mettono i ragazzi per fare sport e delle quote che mettono i dirigenti per consentire di praticarlo. E in altre regioni e in altre nazioni dove il nostro sport eccelle, c'è una percentuale di partecipazione degli sponsor privati, chiamiamoli così, dell'economia, che è molto più elevata. Questo ci limita moltissimo, assieme a quello che ha detto lei, che gli impianti sportivi in Sardegna sono carentissimi, ci vengono dati con molto ritardo, sono contesi tra 1000 sport, e quindi abbiamo problemi immani. Con tutto questo, però, la Sardegna nella pallavolo è terza delle regioni italiane per numero di atleti ed atlete rispetto al numero di abitanti, ed è 11ª rispetto alla qualità della pallavolo giocata. Insomma, non siamo messi malissimo. Ok. Fra? Sì, no, effettivamente poi la domanda che ha fatto anche Gianluca, uno dei nostri ascoltatori, che appunto chiedeva il suo giudizio, Presidente, sulla situazione appunto della pallavolo sarda, proprio tra costi sempre più alti per le squadre e sulla poi diminuzione anche delle squadre, che è dovuto, cioè sono due cose direttamente collegate, perché poi sappiamo bene come funziona. No, le volevo chiedere se anche quest'anno ci saranno manifestazioni come per esempio quella dell'anno scorso organizzata a Cagliari, con l'arrivo di Trento, insomma una partita di livello nazionale, se effettivamente ci sarà anche quest'anno qualche manifestazione di questo tenore, anche magari proprio per far vedere che effettivamente anche la Sardegna può ospitare questo tipo di manifestazioni. Ormai è da un po' di anni che almeno una volta all'anno abbiamo una manifestazione internazionale importante. Quest'anno, questo fine di anno, da adesso a dicembre, ne abbiamo due. La prima, ed è penso la più importante, è un quadrangolare internazionale che si svolge a Oristano il 25 e il 26 di questo mese, e che ospiterà l'esordio di Alessia Orro nella nuova squadra turca del Fenerbahce. Quindi ci saranno il Fenerbahce, ci sarà il Vakıfbank, sempre squadra turca di eccellenza, una squadra greca che ha un nome troppo difficile perché io lo possa pronunciare, e la Juba di Bustarsizio, squadra di Serie 1 femminile. E questa sarà la prima occasione in cui onoreremo con dei premi. La regione vuole premiare Alessia, il Consiglio regionale vuole premiare Alessia, l'USI vuole premiare Alessia, e noi saremo orgogliosissimi di questo. Poi il 10 dicembre invece ci sarà la ormai
consueta partita di Coppa CEV tra Piacenza e una squadra cecoslovacca. Quindi riportiamo, e purtroppo è limitato alla Coppa CEV la nostra possibilità di intervento, perché gli impianti che abbiamo non consentono di portare la Champions e altre manifestazioni importanti a livello internazionale. Sempre per tornare al discorso di prima, no? Delle strutture, cioè poi alla fine la Sì. situazione è sempre, Il è sempre palazzetto, questa. il palazzetto dello sport a Cagliari è un sogno che io, anche per altri versi, inseguo da 25 anni, e forse è la volta buona che si arriva al traguardo. Quindi incrociamo le dita. Speriamo, perché anche il tema dell'impiantistica sportiva chiaramente è molto importante. Presidente, la salutiamo perché le abbiamo rubato già tanto tempo. Quali sono gli auspici della FIPAB Sarda per questa nuova stagione? E poi, appunto, da primo tifoso, mi permetta di definirla così, di Alessia Orro, cosa si aspetta dalla nuova stagione di Alessia, visto che ci sarà la sfida turca, appunto, del Fenerbahce? Alessia va a giocare con una campionessa assoluta, che è quella che ci ha messo quasi nei pasticci nella finale del mondiale, la Vargas, e quindi sicuramente sarà competitiva a livello turco e a livello internazionale. Noi le auguriamo ovviamente ogni successo, e soprattutto le auguriamo che torni presto in Italia, perché serve per nobilitare il campionato italiano. La pallavolo sarda gode di buoni numeri e di prospettive di crescita, e sono convinto che il campionato del mondo vinto dalla nostra atleta, la miglior palleggiatrice e la miglior giocatrice del mondiale, possa portarci ulteriori appassionati ed appassionate che facciano crescere il nostro movimento. Grazie mille. Allora, Eliseo Secci, presidente della FIPAB Sardegna. Presidente, grazie. Magari disturberemo durante questa stagione se ci saranno altre belle cose da raccontare. Va Quando bene? volete, un caro saluto a tutti gli Grazie mille. ascoltatori. Grazie Presidente. Grazie Presidente. A presto. Allora, chiudiamo. Torniamo da te. Abbiamo dato spazio chiaramente no, assolutamente. al Presidente Secci, che stiamo inseguendo anche da qualche giorno, lo confesso, appunto, perché ci tenevamo anche appunto al suo parere sul discorso di Alessia Orro, e soprattutto anche quelle che sono poi le nuove iniziative della pallavolo in Sardegna in questa fine di 2025. Torniamo un po' anche al discorso olimpico, perché chiaramente è passata poco più di un'estate da Parigi. Nel tuo profilo Instagram, adesso lo rimettiamo nuovamente perché abbiamo fatto l'ingrandimento. Sì, non sono quindi, troppo attivo su Instagram. No, ma non è banale comunque mettere 2 medaglie olimpiche nelle prime 3 foto. Mi sarebbe argento, piaciuto Parigi. mettere anche la terza di Rio, però lì è mancato poco. Vabbè, però è tutta esperienza anche Sì, quella. assolutamente. Allora, io quella di Tokyo l'ho vista, perché l'ho vista quando sei arrivata all'aeroporto, Sì, ho anche la foto appunto con la tua medaglia. A Parigi non c'ero invece. Ovviamente, a quale sei più affezionato? Ma tutte e due, non saprei proprio definirlo, perché sono state 2 gare molto diverse, completamente diverse, perché in una sapevamo che, cioè, entrambe speravamo nella medaglia, forse la seconda pensavamo che loro potesse essere alla portata, ma poi l'Irlanda ci ha fatto vedere, ci ha regolato come al solito, però entrambe sono state 2 gare molto diverse, ma uniche tutte e due. E invece proprio a livello di esperienza olimpica, quindi anche quella di Rio in cui non è arrivata la medaglia, però quindi sommando tutte le varie esperienze, qual è l'edizione delle Olimpiadi che ti porti dentro? Cioè la prima a cui pensi? Se ti dicono Olimpiade, cioè il primo ricordo a cosa è legato? Ma non lo so, perché forse sarà strano, sono state tutte e 3 completamente diverse, ma forse la prima è stata la più speciale, anche se non c'è stata la medaglia, perché ho capito dov'ero. Cioè, prima di fare la prima Olimpiade non sapevo che cos'era un'Olimpiade, mentre a Rio sono arrivato lì e dice ok, è questo, e sei in un villaggio con... io ho ancora come foto di WhatsApp una foto rubata a Phelps, che girava col cappellino e il cappuccio per non farsi riconoscere. Cioè, lì mi sono reso conto, arrivato a Rio, di essere arrivato alle Olimpiadi, che sono un evento assurdo, dove
che tutti gli sportivi che guardavo da bambino sono passati da lì e alcuni erano lì. E quello Eh, l'ho capito alla prima, sì. Poi dopo cambia, nelle altre due è cambiata la mia consapevolezza, quindi sono state speciali per altri punti di vista, ma Rio è stata incredibile. Ecco, anche l'esperienza del villaggio olimpico, ce l'avevi già parlato qualche tempo fa, però è giusto anche, secondo me, tornarci, perché appunto partecipare alle Olimpiadi è chiaramente una fortuna che pochi eletti hanno, va detto, questo sicuramente è così, ma io anche parlando con i colleghi che hanno partecipato alle Olimpiadi, da giornalisti ovviamente, Sì. tutti ti parlano di un qualcosa di totalmente fuori da ogni tipo di paragone con gli altri eventi, cioè al di là poi anche di manifestazioni internazionali importanti, però ecco, cioè, l'Olimpiade è l'Olimpiade, cioè non a caso si usa l'Olimpo anche proprio come Esatto. esempio, no? E quindi anche vivere nel villaggio olimpico, cioè, quant'è? Perché infatti vedi, Gianluca dice No. quante spillette hai scambiato nel villaggio olimpico, che è un'altra di quelle cose, no? Sì, che anche quella è una tradizione, sì. Guarda, io qualcuna sì, ma non... ci sono stati dei ragazzi dell'Italia, così, dei miei compagni di squadra, che sono impazziti per questa cosa, ma ne avranno scambiate un centinaio, seriamente. Beh, No, giustamente. però il villaggio è particolare nel senso che poi io venendo dal canottaggio non so magari se parlate con Alessia, Lorenzo, per loro è anche... Alessia non lo so perché comunque essendo mondiale a squadre ognuno sta nel suo Certo, posto, un però ritiro, l'atletica diciamo magari, così. esatto, l'atletica ha numeri un po' più ampi, però per noi canottaggio, che comunque la squadra è una trentina di persone, dallo stare nel tuo albergo ad arrivare nel villaggio olimpico, dove invece ce ne sono più di 10.000, cioè è proprio a Un parte il upgrade conoscere e parlare con leggero. gli altri, esatto, ma proprio il clima che vedi, anche vedere come, sai, fai una passeggiata la sera del giorno prima della tua gara, giusto per pensare a qualcos'altro e vedi cosa fanno gli altri atleti, magari c'è quello che fa yoga sul balcone o non lo so, queste cose qua. Vedi un po', studi un po' anche cosa fanno gli altri. Ecco, la Sì. difficoltà, poi è l'ultima questa per me, prima di passare la palla a Luca, la difficoltà di restare concentrato sul discorso agonistico, vivendo però un'esperienza totalmente unica nella vita, nella tua vita. Poi vabbè, per te per Sì. fortuna non è stata unica, ma è stata ripetuta, però cioè, io immagino lo Stefano giovane che arriva a Rio buttato in una situazione del genere. È vero che avevi già fatto mondiali europei e tutte queste cose qui, però cambia. però cioè, vivi anche quel brivido dell'evento assurdo, dell'evento unico. Ecco, come Ma si conciliano le due cose? la cosa difficile è quella dell'evento, ma anche il pre-evento, perché comunque l'anno delle Olimpiadi, quando sai che devi andare, iniziano ad esserci una serie di attenzioni da parte vostra, comunque giornalisti, e anche della federazione, che comunque deve veicolare la Certo. tua partecipazione così. Certo. E sono cose che per un mondiale, un campionato europeo normale non avviene. Quindi già da prima ci sono molte più distrazioni nello standard della nostra settimana, dei nostri allenamenti, quindi quello già cambia parecchio. Poi arrivi alle Olimpiadi, il villaggio olimpico, dove sembra di essere quasi in un parco giochi, perché una cosa, le macchine, la Coca-Cola è sponsor ufficiale. Mhm. Ogni 100 metri nel villaggio ci sono delle macchinette automatiche che distribuiscono vari Coca-Cola, Fanta, altri Certo. snack, diciamo. E tu hai la possibilità di prendere gratis continuamente queste cose qua. Anche lì, una volta ci sta, però se lo fai tutti i giorni, magari beh. più volte al giorno, il giorno prima della gara, poi per Che me che l'allenatore lo può fare, perché l'allenatore poi non deve Esatto, ma poi performare, ma io devo l'atleta... stare anche attento al peso, certo. come essere in un parco giochi e stare concentrato però per dover fare la gara. Però sinceramente posso dire che nelle 3 edizioni, Parigi è stata un po' diversa perché non siamo stati dentro il villaggio olimpico perché eravamo un po' distanti, Un'altra forse per zona, fortuna certo. se tendi i racconti. No, anche se l'abbiamo visto il villaggio non era male, però sì, sicuramente c'erano alcuni problemi. No, la possibilità
di vivere questa parte qua e poi rimanere concentrati, sì, ci vuole un po' di lavoro, però per me è stato bellissimo. Ho avuto la fortuna, non so, la capacità di riuscire a fare entrambe le cose, nel senso, vivere il villaggio e stare concentrato sulla gara. Molto bene, Luca? Io in chiusura hai parlato di sacrificio, perché comunque il canottaggio è uno degli sport probabilmente più estremi da questo punto di vista. Ho avuto anche degli amici che l'hanno fatto a livello di passione, però insomma l'allenamento è bello intenso. Hai parlato poi che l'anno delle Olimpiadi, tu ne hai fatto 3, quindi insomma hai comunque anche il termine di paragone, come è cambiato nelle 3 Olimpiadi il discorso anche relativo all'attenzione, federazione, giornalisti e quanto questo ti può creare anche un po' una distrazione a livello di allenamento, che io presumo che pre-Olimpiade tu devi essere perfetto e poi come gestisci l'allenamento, come si gestisce l'allenamento all'interno delle Olimpiadi in uno sport come il canottaggio dove non è che tu vai ad allenarti da solo, presumo che dovrai fare comunque l'allenamento insieme al partner dentro comunque la canoa all'interno dell'acqua, quindi insomma sono più step diversi, non è che vai a farti una corsetta. Quindi come funziona da questo punto di vista e se nelle 3 Olimpiadi hai cambiato anche il tuo metodo di allenamento? Guarda, allora, la direzione tecnica dal 2012 al 2024 adesso è cambiata con le nuove elezioni, è sempre stata la stessa, quindi in realtà ci sono state sì delle differenze di programmazione, ma non troppo ampie. Ovviamente sì, ci si è evoluti, soprattutto ci si è evoluti negli ultimi 5-6 anni dal punto di vista della pesistica. Noi facciamo allenamento in barca tendenzialmente tutte le mattine, il pomeriggio aerobico, pesi, entrambi oppure solamente pesi o solamente aerobico. È cambiato un po' il lato della pesistica, però dal punto di vista dell'organizzazione io ho sempre fatto il doppio, quindi in 2, a Rio in realtà in 4, ma si lavora come equipaggio. Quindi in realtà il lavoro sì, tu dici vai a fare una corsetta, in realtà è praticamente la stessa cosa perché si deve vivere quasi in simbiosi. Diciamo che io per scelta personale, essendo il raduno quasi 3 settimane al mese durante tutto l'anno, fino a marzo-aprile ho sempre cercato di non stare nella stessa stanza con con la persona con cui facevo barca durante le competizioni, perché poi da marzo a settembre o da marzo alle Olimpiadi, che solitamente sono agosto, vivi praticamente quasi 24 ore su H24. 24 con quella persona, quindi Sì, sì. alla fine quella è una questione di organizzazione, ma essendo un equipaggio si fa tutto insieme, non solo la parte in barca, ma anche i lavori a terra, perché comunque ci si deve coordinare anche magari in palestra sulle contrazioni, su questo aspetto qua. Invece per quanto riguarda la gestione dell'attenzione, lo stesso, la direzione tecnica è sempre stata la stessa anche il reparto comunicazione in tutti quegli anni, quindi sì, c'era un po' più differenza, magari cambiavano leggermente gli orari, soprattutto i 2 mesi prima delle Olimpiadi, però anche lì lo stesso discorso che ho detto prima, bisognava cercare di fare quella parte lì e poi, ma lo stesso, che ne so, problemi personali, li, una volta che salgo in barco, entro in palestra, poggio il telefono, chiudi Azzeri la tutto. porta, azzeri tutto e per quelle Adios. 2 ore, 2 ore e mezza non ci sono per nessuno, Concentrazione devo fare. massima, certo, Sì, sì, sì. assolutamente. Allora, ci sono un paio di domande. Intanto salutiamo gli amici della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari che ti dicono quando vieni a trovarli. È un appuntamento Insomma, che stiamo rimandando non so da quanto, ma devo organizzarmi per andare. bisogna Lo andare. dico Bisogna oggi, andare. devo andare. Ecco, mi raccomando. Cioè, ha preso Penso l'impegno, ragazzi. sia un bel po' Preso di anni l'impegno. che ormai no, l'impegno è preso da un po'. No, dico, l'impegno preso oggi sì, confermato, cioè da oggi assolutamente. non si scappa più, assolutamente. Sentitevi per organizzarvi bene. Poi Robert dice, lui abita a Varese, hai mai gareggiato nel lago di Varese? Qui il canottaggio è molto sentito. Tantissime volte, anzi con la nazionale abbiamo avuto la fortuna anche di allenarci spesso a Varese, è uno dei laghi più belli d'Italia sicuramente. Non oso dire il più bello, ma uno dei più belli d'Italia
Di per sicuro. tenere buoni tutti i laghi. Esatto, Ci esatto. mancherebbe, non vogliamo Però per stare il lì. canottaggio è perfetto, tant'è che nel lago di Varese vanno a allenarsi la nazionale australiana, la nazionale inglese da anni con numeri 40-50 atleti, anche nazionali più piccole ormai da più di 10 anni. È il Esatto. Non centro, è il nazionali loro centro banali, federale. No, non esatto. nazionali banali, Ho detto ovviamente. due forse più vincenti o tra le più Appunto, vincenti. appunto per Sì. quello dico. Cioè, anche noi che non siamo super Anche esperti di l'Irlanda, ad canottaggio, esempio, si però allena là. esatto, però già c'è il fatto che ci arriviamo noi vuol dire che effettivamente dimostra anche la loro grande abilità. Ste, grazie davvero di essere stato con noi. Ultima domanda, ti piace il fantacalcio? Giochi a fantacalcio? Mi piace il calcio, sul fantacalcio l'ho fatto qualche volta quando andavo al liceo, ma ultimamente cerco di non entrare in questa dinamica perché so che Questo tunnel. potrebbe Allora, assorbirmi. se hai bisogno nel caso dovessi partecipare, se abbiamo di Ok. ripetizioni, il nostro Luca Di Leonardo è uno dei massimi esperti, quindi nel caso vi scambiate i contatti così che poi Perfetto. tutti i suggerimenti te li dà molto volentieri. Va bene? Grazie, Gianluca grazie. dice obiettivo portarli sul lago Amodeo, Grandissimo. australiani, inglesi e irlandesi. Magari. Magari. Prima Però dobbiamo magari- riuscire a riportare le gare di canottaggio sardo, perché Ecco, Lago Modeo è un esatto. altro dei tasti dolenti che le gare sono sempre state effettuate là e gli ultimi anni sono dei problemi per cui ora stanno cercando di trovare una nuova sede per fare le gare. Torniamo al Guarda, discorso delle È incredibile. banalmente, io sono passato da quella zona venerdì scorso per andare a Budusola, amichevole del Cagliari, e banalmente bisognerebbe riportare l'acqua al lago Modeo, che già anche. quello sarebbe un passo Sì. avanti importante. E poi, dopo che riporti l'acqua, anche fare le varie gare. Va bene, Stefanoppo, grazie davvero per Grazie essere a stato voi. con noi. Grazie mille. Anche per te vale sempre l'invito a tornare durante la stagione, magari ti ridisturberemo più avanti quando ci sarà Assolutamente, insomma, con anche piacere. qualche novità. Va bene? Quindi grazie Stefano, un abbraccio, Perfetto, a grazie. presto e saluta a Stefano. tutti. E tu sai perché. Va bene? Assolutamente sì. Ciao. Grazie. Ciao, buona Grazie a te. giornata. Ciao, Ciao, Luca, ciao. Stefano. Ciao, Ciao, Stefano. ciao. Eccoci qua. Allora, l'assist del fantacalcio te l'ho lanciato Sì, perché che ci ho visto che ci sono ovviamente domande. bravissimo. Ci sono anche domande, sì. Allora, Bravissimo. ecco qua, Music risponde anche dopo, ma su Fanta 131 ogni quanto si apre il mercato? Allora, chiude venerdì alle 23, più o meno, però tanto c'è scritto, anzi, aspetta. Apriamolo subito, dobbiamo essere certosini. Allora. E nel frattempo abbiamo 496 Si chiude il squadre. 12 alle 23, ragazzi, sia quello di vedi, era riparazione che giusto. quello per i nuovi Vedi. iscritti. Era giusto, 12 alle 23 e poi ci sarà un bisogna essere mercato. precisi, però, Hai mi ragione, pare, mi hai ricordo, ragione, cioè, hai ragione, scusi, hai ragione, perché poi hai ragione, io ti vanto, uno dei E massimi poi- esperti, e poi mi cadi così, cioè, Gises cosa, boh, veramente, guarda. Ragazzi, Però arrivo io, da yeah. un'asta, arrivo e dovrò fare, quindi capitemi da Un questo punto di martire, vista. un martire del fantacalcio, dai, Ah, insomma. quindi mettiamola così. Discorso mercato quindi finisce venerdì e poi, ricordiamolo, ci sarà un mercato supplementare per gli abbonati al canale YouTube che verranno poi indirizzati al canale Telegram destinato agli abbonati Fanta 131, dove sarò a disposizione sia per il discorso legato a Fanta 131, ma come è successo anche ieri, anche sulle altre aste che state facendo, valutazione rosa, valutazione scambi, e insomma, chiacchierata, una bella community che si sta creando. Dovrebbe essere a novembre, perché la prossima sosta sarà a ottobre, ma è troppo presto. A novembre, sarà appunto il mercato suppletivo, e poi... Esatto, no, ma magari alla prossima sosta si riapre il mercato per tutti, semplicemente. Cioè, questa sì, è una cosa in più, esatto, capito? Cioè, esatto. questo, la cosa importante del mercato per gli abbonati è l'opzione che c'è solo per gli abbonati, Per voi. sarà fatto solo per loro. Cioè, Quindi- il mercato ci sarà verosimilmente appunto anche dopo la prossima sosta, perché di solito si fa sempre così, magari con 2 scambi, perché gli anni scorsi si faceva in questo modo, però E quello è teniamo per questo, tutti, ovviamente. ok? E Per gli poi... abbonati ci sarà una cosa Esatto. ulteriore, quindi Ma l'abbonato che avrà poi ci 2 sarà, aspetta, mercati. esatto, perché uno sarà magari quello di novembre e l'altro magari sarà a marzo, quando comunque Esatto. chi si giocherà il titolo, ma in generale cambiano delle diverse dinamiche, quindi ci sarà anche quell'opzione lì. Rispondo Esatto. anche
Allora, domandi: si possono fare scambi tra fantallenatori? No, perché è modalità listone. Quindi non c'è uno scambio, nel senso che tante fai tu in squadre automatico. possono Fai fare tu. esatto, poi possono avere gli stessi giocatori. Cioè, un conto è una Lega 8, io ho Leao, tu hai Belotti, facciamo lo scambio Leao-Belotti, ok, ma in un listone tu cedi Belotti e prendi Leao, quindi recuperi dei crediti e poi spendi altri crediti per prendere quel giocatore, quindi lo scambio non c'è in modalità listone. Chiaramente nella Lega classica tra amici online ovviamente c'è, e consiglio sempre di fare perché è anche bello movimentare la propria squadra. Come con le figurine, quando eravamo Esatto, giovani. esatto, proprio così. Scambio figurine. Chiaramente fate degli scambi fatti bene. No, non a novembre, a ottobre il mercato aperto per tutti, perché dopo la Aperto prossima tutti a sosta. ottobre, quello a novembre, Esatto. novembre Quello e marzo novembre aperto a e marzo abbonati. sono per gli abbonati. Esatto, solo esclusivamente per gli Allora, abbonati. ci saranno, cioè, allora, ogni volta che c'è la sosta si riapre il mercato per tutti, E perché saranno non è 3 che le solo soste. l'abbonato ha il diritto, certo. quello no, ma l'abbonato ha diritto a un mercato in più. Quindi ci sarà il mercato di ottobre di riparazione, verosimilmente con 2 scambi alla prossima sosta, perché c'è il solito discorso degli infortuni, perché Certo. purtroppo Avete visto? abbiamo visto appunto, questi Incredibile. giorni, quindi è così, cioè funziona automaticamente così oramai, non c'è molto da essere grandi veggenti. Ok, quindi necessariamente a ogni sosta ci sarà il mercato aperto per tutti di riparazione con 2 scambi, quindi sarà la prossima ottobre e poi la prossima sosta a marzo. Ok, poi ci sarà ovviamente il mercato del calciomercato, cioè quando ci sarà Che è la quello nuova fine gennaio, finestra, febbraio, esatto, inizio di febbraio. ok, e quindi quello così. In più, in tutte queste finestre garantite per tutti ci saranno 2 finestre ulteriori per gli abbonati, una a novembre e una magari ad aprile o Certo. insomma vediamo un po'. Noi poi lo vediamo, però l'importante Ok. è avere queste due opzioni in Esatto, più il discorso che è vi 2 permettono di mercati variare. extra per gli abbonati, Perfetto. più i 3 mercati garantiti per tutti, che sono i 2 mercati di riparazione post sosta, quindi dopo la seconda sosta di ottobre, cioè la seconda sosta, considerando la prima, quella che stiamo facendo adesso, quindi Esatto. tra un mese, e poi dopo la sosta di marzo, più quella del calciomercato centrale, ok? Perfetto. Quella Allora, quella invernale. no, Federico? chiaramente verrà fatto quando il mercato è chiuso, chiaramente, non durante il mercato in corso. Quindi non è gennaio, ma sarà i primi di febbraio. Quindi dopo che finisce il mercato classico di gennaio, inizierà il mercato del fantacalcio, ovviamente. Non a mercato in corso, sicuro. Esatto. Federico che dice: sto ancora cercando di capire come ha fatto a finire con Cutrone, Morata e De Luca in attacco, perché sei un eroe. Che sei un eroe sicuramente avrei comprato 712 difensori. Ma poi tra a l'altro, questo punto. Fede, De Luca mi pare che sia È fuori rosa. lista. Quindi proprio Esatto. bruciato completamente De Luca, Salutiamo il nostro Allora, c'era Andrea Traccada. Ferrari. Gennaio 10 Ciao, scambi, Andrea. non credo proprio 10 No, scambi. no, ragazzi. Vabbè, è che 4, si rifà 5 tutto. massimo. Non è un'apertura 10 clausura, non è in scambi, Argentina. La insomma. base. Allora, di base ricordatevi sempre questo. Quello che si fa ad agosto deve avere un valore, perché altrimenti non ha senso. Quindi il valore è: io mi faccio 25, una rosa di 25 giocatori, poi durante l'anno posso modificare qualcosa. Non che mi modifico la squadra, perché altrimenti poi è troppo facile. Cioè, dobbiamo anche mettere un po' di pepe, nel senso che, ok, ho sbagliato, vedrete che il prossimo anno farete meglio. Altrimenti cambiare è troppo facile, non è il livello easy. Il livello deve essere di una certa caratura, perché fare un livello del fantacalcio dei puffi non ci piace. Dei puffi. Dei Dai. puffi. Addirittura Allora, dei puffi. Traccada, Scusami, diciamo, quando è domani la puntata? domani alle 18. Perché? Bravo. No. Ah no, Non cioè, l'avevamo no, ancora poi l'avrà- detto. no, no, beh, poi lo Non ricordiamo. l'avevamo Perché ancora detto. adesso sto rispondendo al volo a dei messaggi. Ho fatto una follia ieri, centrocampo ha paura, ma attacco contro tante scommesse. Compro Non se- Gargamella. Gargamella, bellissimo. Grandissimo.
Io puffetta, posso? Esatto, sei proprio il solito maiale. Qual era la domanda? La domanda era sul Questa qui, centrocampo, dai. eccola qua. Esatto. Centrocampo, molti quest'anno stanno puntando sul centrocampo perché effettivamente ci sono un po' più di certezza al centrocampo. In attacco, Perché hai paura in attacco, diciamo la verità. Hai paura di sbagliare e l'investimento se in sbagli attacco. l'attaccante, addirittura se sbagli due, ciao ciao. Quindi Sì. ci sta assolutamente. Allora, poi sono cucinato, grande Fede. In una sta a 12, come mi consigliate di muovermi? Allora, ti do giusto due cose. Lavora sulle titolarità e in questo caso Lega 12 ci sta anche la coppia. Nel senso, ipotizzo, prendi mi viene alla loco. Prendi Di Marco e se riesci Carlos Augusto. Un esempio, cioè l'alternativa diretta. Højlund, Lucca. Chiaramente non li prenderai perché andranno via a cifre folli. Belotti, Esposito. Ok? Oppure Belotti, Borrelli. Una alternativa dell'altra. A 12 va fatto perché comunque è copertura. Cioè l'obiettivo di una Lega 12 è presentare ogni settimana la squadra 11 giocatori. Questa è la prima difficoltà di una Lega 12. Per il resto devi conoscere benissimo le squadre piccole. E in questo ti invito a vedere la guida che abbiamo fatto con 131, guida all'asta che trovi nel canale YouTube. Allora, di Leonardo difensore col vizio da bonus. Un tempo sì. Figurati, Un tempo figurati. sì. Ora Messo non bene. più. Un tempo sì. Un Messo tempo mi bene. divertivo. Ecco, cestinato, brasato o smaltito all'ecocentro? Lucca con 2C, pensavo Luca di Leonardo. Perché nel caso era C tutta la vita, cioè smaltito all'ecocentro, sintetico. Nel secco. Alluminio, quelle cose O strane. umido, capito? cose del genere. No, però occhio a Lucca. Umido Giallo. non c'è molta sostanza, No. quindi non... Sei magro, quindi umido non dai soddisfazione. Dicevi? Lucca, attaccante del Napoli, occhio a non sottovalutarlo. Specificato. Esatto. Questo l'ho specificato per gli amici di Spotify che non ti vedono e quindi Esatto. sentono. Esatto. Quindi bravo, hai fatto bene. Mi Bisogna piace questa tua sempre- attenzione supplementare. No, anche perché non va assolutamente sottovalutato, perché il Napoli comunque giocherà anche le coppe e comunque Lucca l'hanno pagato 35 milioni e Højlund non ti può garantire tutte le partite in campionato e tutte le coppe. Quindi occhio, io lo terrei. Oppure cerchi di, se non ti garba, lo scambi. Quindi lo usi come giocatore scambiabile, però non buttarlo perché non è che è arrivato Ronaldo, è arrivato Højlund che è sicuramente un ottimo giocatore, ma si deve riambientare il nostro campionato e un conto essere allenati a Gasperini e un conto essere allenati da Conte. Allora, effettivamente De Bruyne c'è la nuova Odegaard al centrocampo hanno prosciugato il budget. Ragionissima con la questione azzeccare l'attaccante. Eh sì, assolutamente. Tra l'altro, ti dirò di più. Perché De Bruyne, vabbè, giocatore sicuramente top. Però Çalhanoğlu già lo scorso anno ha diminuito moltissimo i bonus perché hanno dato meno rigori all'Inter. Quindi ce l'avevo. Çalhanoğlu non mi pare sia stato contento. Anche No. che l'anno prima ha fatto 13 gol e l'anno dopo 6. Ma la differenza Infatti sono i non l'ho rigori. preso. Sono i rigori la differenza. E poi sul discorso Odegaard, che a me piace tantissimo, però occhio che Italiano sta utilizzando in quel ruolo Fabian. Quindi probabilmente, visti i vari cambiamenti, anche perché ho sentito che ci può essere anche un cambio modulo, ahimè la dritta di Odegaard che è diventato da attaccante a centrocampista, ma sulla titolarità piccolo campanellino d'allarme, piccolo. Però è giusto dirlo. Piccolo. Piccolo, sì. Allora, invece Music, il Xoio e Esposito costano quasi uguali, il turco gli sembra in forma con quell'azione all'88esimo, ma io nettamente Sebastiano Esposito. Conosce il campionato, sicuramente un giocatore già ambientato già negli schemi di Pisacane, e Kilixoy è una super scommessa, a pari prezzo prendo una certezza. Sicuramente Esposito e più certezza di Kilixoy. E pare che abbiamo evaso le domande. Direi che abbiamo detto tutto. No, Va aspetta, bene. scusa un attimo. Nuno Tavares e Pellegrini sono da coppia? Sì, a 12 sì, a 12.
Il resto no, perché Pellegrini giocherà In in Lega a alternativa. 12, A non a 12 12 sì. di valore, No, specifichiamolo. Lega, esatto, Lega 12 giocatori. Lega 10 giocatori, Lega 8 giocatori, le coppie io non le prenderei. Va bene. Chiudiamo? Sì, direi di sì. Che sarà una 11, serata 21. lunga, Sì. domani un'altra giornata Mamma lunga mia. e Sì, quant'altro. Allora, domani, attenzione, focus sul Cagliari. sì. Focus Cagliari con in vista di Cagliari-Parma, quindi insomma si parlerà tanto di Cagliari-Parma, con anche il contributo di una collega proprio di Parma, che ci Parma, racconterà sì. un po' il momento dei Ducali di questa, una grande, insomma, un esperimento, una scommessa interessante in panchina per il Parma. E niente, quindi ci vediamo domani. Sì, Ci vediamo che domani poi- avremo doppio appuntamento. e poi alle 18 Fanta 131 live Esatto. con Ah, consigli, ultime cose del mercato. ultimissima, giusto per ricordarlo. Per chi ancora non si fosse iscritto, Lega e Fantacalcio, cerca il nome Lega Fanta 131, F maiuscolo, spazio 131. Che la chiudiamo questa giornata? Eh di sì, iscrizioni? sì, chiusiamo. Va chiudiamo. specificato. Sì, sì. Chiudiamo. Quindi ora o Sì. mai più. Ora o mai più. Se entro venerdì, chiaramente, non perdete tempo, fatelo adesso, inserite la parola d'ordine Fanta 131, tutto minuscolo, entrate, vi inseriamo nella competizione e avete comunque il bonus di 66 per giornata e quindi per avere comunque la possibilità, anche chi è entrato successivamente, di essere comunque competitivo e divertiamoci tutti insieme. Va bene? Molto bene. Luke, Direi che siamo grazie. perfetti. Grazie a te, Fra, grazie a tutti. Perfetti, Siete mi stati sembra un po' tantissimi. esagerato, però. Vabbè. Siamo sufficienti, dai, mettiamo Bravo. così. Lo diranno gli utenti. Puntiamo sempre al meglio, Certo, sempre al meglio, ma noi mai siamo accontentarsi, umili. mai. Siamo umili. Certo, e rimaniamo Va umili, bene. piedi per terra. Perfetto. Grazie mille, ci vediamo domani mattina. Ok? A domani ore A 10. domani. Buongiorno Grazie, 131. Ciao ragazzi. Ciao, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna a voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato.
Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.